In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Il rimpasto fra 2 settimane. Il rimpasto alla Regione è vincolato da 3 date. La prima è quella del rientro al lavoro del presidente Schifani dopo l'operazione di colicistectomia che ha subito 2 giorni fa e che richiederà alcuni giorni di riposo. La seconda è il 22 luglio, data prevista delle dimissioni di Marco Falcone dalla Giunta. Infine la terza è il 25 luglio, data nella quale è prevista la sentenza del Tribunale del Riesame per Luca Sammartino. Da quel giorno partono davvero le danze. Bonelli e le inutili chiacchiere sul ponte e la siccità. Il portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, ha ancora una volta vinto la gara a chi la spara più grossa sul ponte sullo Stretto. Ieri ha infatti dichiarato che si spendono miliardi di euro mentre la Sicilia e il Sud subiscono una drammatica emergenza legata alla siccità. Dovrebbe spiegarci che ci azzecca. Non piove e quindi rinunciamo al ponte che serve ai siciliani? Bonelli, ricordi che il silenzio è d'oro. Nel 2023 in Sicilia 330 giorni senza pioggia. L'ISPRA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, ha pubblicato il rapporto Il clima in Italia nel 2023. Dal rapporto si deduce che la siccità che la Sicilia sta vivendo era già presente nel 2023, anno nel quale si sono verificati ben 330 giorni senza pioggia, con addirittura 165 giorni consecutivi. Cenere dell'Etna, disagi ieri all'aeroporto di Catania. Continua l'attività dell'Etna con produzione di cenere che limita le attività dell'aeroporto catanese. Alcuni voli in arrivo sono stati dirottati sull'aeroporto di Palermo e alcuni in partenza hanno subito ritardi e cancellazioni. Per avere idea dell'entità del fenomeno basti pensare che la sola città di Catania ha finora rimosso oltre 200 tonnellate di cenere lavica. Cinema, 17 produzioni finanziate dalla Regione. Sono 17 i progetti di film, documentari e cortometraggi che la Regione siciliana cofinanzierà con circa 3 milioni e mezzo di euro. Si tratta di 9 tra film, film per la televisione e serie TV, 7 documentari e un cortometraggio. Le produzioni finanziate sono tenute al coinvolgimento delle maestranze tecniche e artistiche locali e a spendere nell'isola almeno il 50% del contributo ricevuto. Disegno di legge contro l'abbandono dei rifiuti. Il deputato regionale di Fratelli d'Italia Carlo Auteri ha predisposto un disegno di legge per contrastare l'abbandono dei rifiuti lungo strade e aree pubbliche siciliane, prevedendo l'identificazione del trasgressore, un forte inasprimento delle sanzioni fino al fermo amministrativo del mezzo e al recupero coatto delle spese per la pulizia. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.